tutt'al più uno potrebbe dire questo è un meccanismo anche, diciamo, comunicativo per dire questa è la prova provata che non c'è un conflitto di interessi. Se si dà la zappa sui piedi da qualche altra parte, quale prova regina meglio di questa che non ha portato dentro l'amministrazione pubblica gli interessi di Tesla, primo. Ma si elude un'altra questione, che poi il vero punto, cioè il discorso è che quest'uomo lì fa quello che qui non sono riusciti, ma era inevitabile, non sono riusciti a fare fior di economisti, non so come definirli, commissari alla cosiddetta, viene da ridere solo a dirlo, spending review, che da noi è incomprimibile con la burocrazia, i dipendenti pubblici dicono che ne abbiamo meno di altri, però costano un futio. E lì tagliano la spesa pubblica, tagliano i dipendenti pubblici, cosa che bisognerebbe fare anche da queste parti, avvocato? Bisognerebbe se si potesse, ma non si può. E perché non si può? Noi abbiamo un'economia molto più rigida, fa molto più difficile, ha molta più difficoltà ad assumere, è molto più difficile trovare un nuovo posto di lavoro in Italia, tranne che in certi settori, rispetto agli Stati Uniti. Poi il pubblico impiego è un importante parcheggio sociale, ammortizzatore delle tensioni sociali e insieme a un'importante greppia elettorale. Noi abbiamo una partitocrazia che conta molto sul voto clientelare. I nostri concorsi pubblici sono essenzialmente clientelari. Il controllo del merito è ridotto alquanto. Peraltro vedo che si stanno compiendo tagli anche feroci, esagerati, perlomeno nel Ministero della Giustizia, tra i dipendenti del Ministero della Giustizia, perché gli uffici si sono sotto organico, va bene, c'è l'informatizzazione, ma addirittura gli uffici degli ufficiali giudiziari sono a ranghi molto ridotti e non riescono a fare il loro lavoro, i pignoramenti, gli sfratti, altre forme di esecuzione. Penso che i tagli in Italia si stiano facendo, ma in modo irrazionale. Ma soprattutto la spesa che rende di più in termini di consenso elettorale è la spesa parassitaria. Perché se tu spendi bene i soldi, bene, li hai spesi bene, però non hai creato affiliazioni, non hai creato riconoscenze, debiti. Invece se li spendi male, cioè se fai assunzioni inutili e se leggi appalti di favore in cui paghi per ciò che non serve o paghi più di quello che dovrebbe essere pagato, allora ti leghi un apparato clientelare e ottieni anche come partito politico tangenti. E i partiti politici hanno bisogno delle tangenti per vivere. Un partito politico non si radica, non vive a lungo, vive una stagione. Se è un partito degli onesti, il partito politico che sopravvive è il partito che intercetta una parte rilevante della spesa pubblica. Noi abbiamo visto nascere piccoli partiti politici di opinione, di contestazione, soprattutto a sinistra. Sono vissuti una stagione. Perché? Perché non hanno mai intercettato la spesa pubblica. In Italia, per vivere un partito politico, deve spillare dalla spesa pubblica. Allora, professor Cevolin, una riflessione su questa questione. Quindi il tema Musk, che sta subendo dei danni non indifferenti alla sua Tesla per le politiche applicate da lui stesso. Ma io di Musk, più che la Tesla, che adesso è anche in difficoltà in borsa, penserei ai suoi satelliti, al DDL sulla disciplina dello spazio che è passato il 6 marzo alla Camera, e quindi le regole per l'economia dello spazio, Sì. dove è stato criticato questo articolo 25 che, come dire, lascerebbe libero campo a tutti quelli che ci sono già in economia su questo settore, e quindi il primo di tutti è Musk, e non dà come dire, la preferenza per esempio per soggetti europei di Eutelsat, che una volta erano un consorzio europeo, adesso in realtà è più francese Eutelsat. Ma qui ci sono diversi temi, per esempio su questo tema dello spazio, cioè da un lato queste tecnologie sono nuovissime,
e quindi il fatto di bloccarle potrebbe mettere il nostro paese in difficoltà, per esempio, per dare la dotazione di internet nei territori di montagna, disagiati, eccetera, eccetera. E dall'altro lato, però, quello di non disciplinare, come è accaduto in tutti questi anni, i social, le piattaforme, eccetera, eccetera, non disciplinarle per 10-15 anni e poi magari tentare di disciplinarle, è totalmente inutile, perché nel momento in cui li si disciplina così tardi, già quella piattaforma è Sì, già démodé, è già passata. E sì. quindi, come dire, il capitalista che ha investito lì ha già tratto tutti i suoi benefici e, come dire, è già sulla via del tramonto, perché c'è un nuovo capitalista che sta già proponendo delle nuove piattaforme e così via. Bisognerebbe pensarci all'inizio con delle strategie che sono già delineate sulla base della nostra Costituzione da un grande studioso italiano, Massimo Severo Giannini, studioso del diritto pubblico dell'economia. Io ho avuto l'onore di insegnare tra le prime materie proprio diritto pubblico dell'economia, ed è ancora utilissima questa prospettiva, cioè quella di mettere dei vincoli giusti che favoriscono le imprese, la concorrenza sì, ma vantaggiosa, e non che lasciano libero il campo totale Bene. a dei capitalisti che si Ultima arricchiscono battuta a anni e tutti. diventano gli uomini più ricchi del mondo. Ultima battuta a tutti e due, vi chiedo sintesi, cortesemente, suggerita da alcuni telespettatori, che dice ma voi sapete cos'è la cristianofobia infiammabile? No, dico, cos'è? E mi hanno mandato alcuni dati allarmanti, inquietanti. La loro parte dice, ma abbiamo capito cosa sia successo nella millenaria cattedrale di Notre Dame in Francia? Un incendio del tetto. No, dice, no, perché questo deve essere messo in relazione, in collegamento, in raccordo con tante altre chiese che anche recentissimamente in Francia stanno prendendo fuoco per un curioso fenomeno di autocombustione cattolica o cristiana, non so dire. Quindi ci sarebbe una linea proprio di attacco, evidentemente da parte di componenti islamiche a questo punto, o terroristiche, contro le chiese in Francia. Potrebbe succedere anche qui da noi, avvocato? Potrebbe succedere, niente lo vieta. La situazione italiana però sembra beneficiare tradizionalmente di una migliore sorveglianza, prevenzione, o di una migliore intesa. L'Italia mi pare che non abbia mai avuto episodi di incendi di chiese. Ci sono stati attacchi ispirati dall'Islam, ma per quel che ho capito sono attacchi isolati, non frutto di un'organizzazione, di una pianificazione. Sono espressioni di uno squilibrio individuale, o di un'avversione religiosa personale. Certamente però il fatto che adesso siano sotto tiro altri paesi non ci mette al sicuro per il futuro. Praticamente il 99% o 98% del terrorismo nel mondo è di matrice islamica, è all'insegna di Allah. Perciò se noi abbiamo un nemico, un pericolo fisico da cui difenderci, è questo tipo di aggressione, non certamente l'aggressione di un paese, l'ipotetica aggressione di un paese di 17 milioni e mezzo di chilometri quadrati. Sì, esatto, la Russia. Con una popolazione di soli Certo, 140 facciamo vedere, milioni. salutandola, avvocato, cortesemente chiedo alla regia il numero 1, cioè la copertina, la cover del suo libro, del suo ultimo libro, scritto dall'avvocato Marco Della Luna, ve lo consiglio, Psicologia politica applicata. Facciamo vedere, regia, grazie, la cover, cortesemente. Eccola qui, Psicologia politica applicata, scopi, strumenti, contromisure. Questo è l'ultimo libro scritto da Marco Della Luna, con la prefazione di Marcello Foa. Grazie avvocato Della Luna, ci vediamo presto su Canale Italia, e grazie al professor Guglielmo Scevolin. Grazie a voi. Segnalo solo una cosa: Sì? in Siria c'è un processo costituente fatto da praticamente una sezione dell'ISIS
un processo costituente Sì. unilaterale, non condiviso con nessun altro. Sì, sì, certo. Nessuno ne parla. No, 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 ne ho parlato anche l'altro Sì, giorno. no, eccetto qui. Qui con sì, Saumi, qui siamo, non dico un'oasi vabbè. felice, ma insomma un'eccezione che conferma la regola, peraltro, di questo disgusto, di questo schifo totale di un certo modo di fare informazione, manipolatorio, censorio, eccetera. Ho fatto vedere i massacri che vengono perpetrati nell'indifferenza totale, ovviamente anche di un'altra componente islamica, lì in Siria. Si tratta di una vendetta, degli Alawiti, una faida, no? Però siccome non si può toccare adesso il regime perché evidentemente ha cacciato Assad, eccetera, stanno facendo carne di porco di tutto. Grazie, professore. Grazie, alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. La prossima.